Terza corsa, un confronto per femmine di 4 anni, vincitrici da 3 a 8.000 euro in carriera, autostart in movimento. Favori per Freya del Ronco giocata, quota intorno al mezzo addirittura. L'1 Fatima Daghi, Giorgio Cassani, 2 Fender Bay, Luca Lovera, 3 Fly Home, Manuel Pistone, 4 Freya del Ronco, Carmine Piscuoglio, 5 Fox Matley, VP dell'Annunziata, 6 Fantasy Black, Alexis Sanchez, 7 Franchina Baldo, Sandro Miraglia, 8 Fiona del Sile, Antonio Castiello. Lineamento completato lungo l'arco della curva di sinistra, macchina che va per lo stacco. Sbaglia Fantasy Black nel tentativo di andare davanti, Fly Home è la più lesta, cerca di scavalcare Fatima Numero Daghi 6, all'imbocco della Fantasy prima Black, piegata. squalificato. Fly Home in vantaggio su Fatima Daghi, al largo Freya del Ronco, poi Franchina Baldo che tiene al largo Fender Bay, quindi Fiona del Sile con in coda Fox Matley. 200 metri iniziali passati in 15, Fly Home e Freya del Ronco alle prese. Le due più attese fanno match sin da subito, con Fly Home che ribatte a Freya del Ronco, serra sotto Fatima Daghi, così che Freya del Ronco si deve adeguare allo scoperto. 29,4 per i primi 400 metri di corsa, e sul primo rallentamento si rifà sotto anche tutto il resto del gruppo. Fly Home in vantaggio, Freya del Ronco all'esterno, poi Fatima Daghi, seconda pariglia per Fender Bay. Terza in corda c'è Franchina Baldo avanti a Fiona del Sile, la terza pariglia per Fox Matley. Passaggio davanti alle tribune, Freya del Ronco prova a ritornare a mettere pressione a Fly Home, che però si è permessa un 32 per questi 400 metri. Fly Home in vantaggio, al largo Freya del Ronco, in corda Fatima Daghi, in pariglia Fender Bay, terza in corda Franchina Baldo. Quando siamo al completamento del primo chilometro, passato in 1.17.1 da Fly Home, che prova ancora a ribattere a Freya del Ronco, che ritorna aggressiva al suo esterno, in corda Fatima Daghi, in pariglia sempre Fender Bay, a retta opposta alle tribune, passati in accelerazione in 14.3, Freya del Ronco ha sopravanzato Fly Home che con la curva prova a rientrare, poi sempre Fatima Daghi, Fender Bay e Fox Matley tende a passare ora in vantaggio Freya del Ronco. Fly Home prova ancora a vendere cara la pelle quando siamo all'ingresso dell'addirittura d'arrivo. Freya del Ronco è in vantaggio nei confronti di Fly Home. Fender Bay sbaglia Fox Matley, in vantaggio Freya del Ronco nei confronti di Fender Bay. Freya del Ronco nel finale porta a casa il successo nei confronti di Fender Bay per il terzo posto. Forse Fly Home riesce ancora a tenere a bada al finale di Franchina Baldo. 1.15,5, tutta strada di fuori. Freya del Ronco, Carmine Piscuoglio per i training di Mariona Tinchi, colori di Giuseppe Giannusa, percorso scoperto vincente per la figlia di Vivi Duaisa S, che dopo l'ultimo buon secondo posto trova la vittoria. Bersaglio pieno per il numero 4 dello schieramento, Freya del Ronco, al secondo il 2 di Fender Bay, al terzo il 3 di Fly Home.